Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Annusatori di ascelle. Assaggiatori di crocchette per cani. Oggi parliamo di quelle persone che si svegliano la mattina, si preparano e vanno a lavorare per fare queste cosucce. Interessanti, no? Interessanti. Tu annuseresti ascelle? Beh, posso dire che mi piacerebbe. Se ti pagano profumatamente? Se mi pagano profumatamente potrei anche farci un pensierino, anche perché non è difficile. No, in effetti molto easy come cosa. T'annusi 2 ascelle, dici questa puzza di più, questa puzza di meno. Siamo a posto. A posto. Ragazzi, oggi, come vi abbiamo appena anticipato, parleremo di lavori strani, stranissimi, assurdi. A volte anche inutili. Inutili. No, madonna, sto guardando, guarda quante panne che hai. Mi sono venute fuori col sole. Ne hai tantissimi. Sì. Vabbè, scusa, stavo proprio guardando perché ho detto, madonna, si è cacata addosso. Dai! Ma ti sei visto te? Anch'io ne ho tantissime comunque. Allora statene zitto. Bene, ma prima di parlare di queste cose... Ciao, cheers! Ciao, cheers! Ebbene sì, ragazzi, vi abbiamo anticipato che esistono lavori davvero assurdi, tra cui assaggiare Crocchette. per cani, gatti, eccetera. E quindi io ho pensato che in occasione di questo Ciao Cheers Ok. potevamo immedesimarci. Non dirmi che hai portato delle crocchette? Ho portato delle cose molto simili alle crocchette. Ah, ok. Ossia i Kellogg's. Cereali. Sì, com'è che si chiamano? Choco Pop? No, Vabbè, insomma. Choco cereali. Quelli al cioccolato che sembrano veramente delle crocchette per cani. Dai, amore, dai un voto a queste crocchette. 10. Mamma mia! Vediamo. E perché non hai assaggiato quelle dell'Eurospin? Ma scusa, ma queste qua pocciate nel latte. Ma io era da una vita che non mangiavo i cereali. Ma tu dovresti assaggiare, perché queste sono quelle originali della Kellogg's. Dovresti assaggiare quelle, diciamo, la copia. Ok, il dupe. Dell'Eurospin, sono ancora più buone. Davvero? No, vabbè. Assurdo, ma le crocchette saranno buone quanto queste? Secondo me no. Che poi noi abbiamo detto crocchette. Però c'è gente che prova anche i patè. Beh, forse preferirei provare un patè piuttosto che Amo, ma ti pare? Ma le crocchette sono dure. Preferisco le crocchette io. Ma stai scherzando? Ah, sì? Ma sanno da puzza le crocchette? Perché il patè ti fermenta tutto sullo stomaco. Sai che schifezze. No, mamma mia, che schifo solo a pensare, ragazzi. Cavameli via perché sono veramente buoni. Lo so. E? Poi da bere una semplicissima acqua. Perché? Cin cin. Perché l'acqua, scusa? Perché poi scopriremo che c'è anche un professionista esperto d'acqua. Quindi l'assaggiatore d'acqua. Fammi vedere che sei un esperto d'acqua. Allora, faccio proprio il tester di acqua. Quest'acqua a primo impatto risulta liquida al giusto, non sembra dura. Livello di trasparenza? Livello di trasparenza direi 99 su 100. Ora assaggiamo. Assaggia. Fai come con l'olio? Esatto. Allora, direi che l'acqua è buona. Ottimo. Possiamo procedere quindi con la puntata? Sì, anche perché chi ci sta ascoltando dice, ma questi qua Sti proprio qua non mica se. Esatto, ragazzi, tutto regolare qui a Ciaccoette, il podcast migliore di sempre. Il podcast delle chiacchiere perfette dove si parla di tutto e di niente. No, dobbiamo rifarla meglio però, Perché? Perché non l'abbiamo fatta come è giusto che sia. Signori E e signore,
benvenuti e bentornati ad una nuova puntata di il Ciacolette! podcast delle chiacchiere perfette dove si parla di tutto e di Niente! Che veloce! Partiamo con i lavori assurdi. Partiamo con i lavori. Vai. Il mungitore di serpenti velenosi. Che schifo, ma cos'è sta roba? Il mungitore di serpenti è un tecnico specializzato che estrae il veleno da esemplari vivi. Ok. Vabbè, potrei fare anch'io la mungitrice di serpenti. Da quanto veleno hai in corpo te lo estraggo tutto? Dai! Ma come ti permetti? Velenoso. Ah, io sono velenoso. Sai, io cosa volevo fare da piccolo? Quando guardavo le pubblicità di quelli dei materassi, della Eminflex, io volevo comparire nelle pubblicità. Cioè, io volevo fare quel lavoro lì. Ti sarebbe piaciuto? Sì, gli accarezzatori dei cuscini. Cioè, sai che ci sono le ragazze sì, che accarezzano? sì. Quello lì è il mio lavoro di Che sogno. poi io, cioè, sono stra cringe quelle puntate dove c'è la ragazza che accarezza. Cioè, ma cosa accarezzi? Cosa c'è da accarezzare? Ma vengono pagate, certo. Profumatamente. Immagino. Mi ripeto perché qua se no non si capisce niente. Il mungitore di serpenti è un tecnico specializzato che estrae il veleno da esemplari vivi, inducendoli a mordere una membrana posta sopra un recipiente. Il materiale raccolto viene utilizzato per studiare le tossine. Cin cin. E produrre antidoti contro i morsi. Ma non stanno capendo niente. Infatti. Però c'è anche da pensare che c'è chi ci guarda con un buon aperitivo. Quindi cosa staranno ascoltando di questo veleno serpenti? Guarda, vi faccio un sunto che faccio prima. Vai. Praticamente ci sono sti pigozzi che estraggono il veleno dai serpenti. E cosa serve questo veleno? Per studiarne le tossine e produrre antidoti contro i morsi, in modo tale che poi tu dai l'antidoto contro il morso a quella persona e quella persona non è più ecco. Ok. Ciao, vai avanti. Proseguiamo con il giudice professionista degli odori, Bez. È iniziata veramente male, cioè dobbiamo riprenderci perché non si sta capendo niente su questa puntata. Eccolo qua, questo è interessante. Parliamo proprio, ci immergiamo nella professione dell'annusatore d'ascella. Intanto ti chiedo, amore, se mi puoi annusare la mia. Puzza? Mamma, che puzza! Che cavolata! No, non sa da niente, sa da profumo. Di che a me non puzzano mai È i piedi, vero. neanche le ascelle. Il mio amore è sempre profumatissimo, come una rosa appena fiorita e anche marcita. Le scoregge? Puoi dire la stessa cosa delle scoregge? No, quelle puzzano di più. Il giudice degli odori lavora nei test sensoriali condotti dalle aziende che producono deodoranti, cosmetici, detergenti, profumi e articoli per l'igiene personale. Il suo compito è annusare campioni o parti del corpo trattate con diversi prodotti, valutando l'intensità e la persistenza degli odori. Faresti l'annusatore di ascelle? L'annusatore di parti del corpo? Sì. Allora, se tu mi dici che è solo ascella, ci sta. Se iniziano a essere prodotti intimi, cioè a me sinceramente Mi farebbe andare un ad po' annusare il sottopalla, anche no, ok? Ok. Le osservazioni vengono registrate secondo scale prestabilite, permettendo ai ricercatori di confrontare l'efficacia delle formule e migliorare i prodotti prima della commercializzazione. Quindi mi viene da pensare a questo povero pigozzo che annusa più volte lo stesso sottopalla dopo appunto averci messo più formulazioni di un prodotto, capito? Sì. Quindi magari il primo prodotto ci spruzzano e dicono il sottopalla puzza ancora di sudore. Esatto. Meglio andare su qualcosa di un po' più Ma strong. ci sono dei deodoranti? Intimi? Sì, sono da spruzzare. Davvero? Non sapevo Sì, che esistessero. sì, ci sono per bilanciare il pH. Interessante. Assaggiatore di alimenti per animali. Eccoci qua. Ed eccoci qua, noi l'abbiamo appena fatto. Buonissimi. Buonissimi. L'assaggiatore di alimenti per animali è generalmente
esiste un tecnico impegnato nello sviluppo e nel controllo della qualità di crocchette, patè, biscotti e altri prodotti. Che ascolto. Valuta soprattutto odore, Eccoci qua, sempre quello. aspetto, consistenza, ingredienti e caratteristiche nutrizionali. In alcuni test sensoriali può mettere in bocca una piccola quantità? Quindi una crocchetta? Una piccola quantità per analizzarne sapore e consistenza, solitamente senza ingerirla però. Quindi la testano solo in bocca. Esatto, per sentire, diciamo, il gusto che ha, eccetera. Il suo compito è verificare la qualità del prodotto, Ok. non stabilire direttamente se piacerà all'animale, ovviamente. Beh, ovviamente, anche perché comunque gli animali non hanno i nostri stessi gusti. Mamma mia. C'è il patè che do al mio gatto, Nerino? che praticamente tu quando lo metti sul suo vassoio, sulla sua scodella, Sì. impesta tutta la casa di quell'odore. Perché i patè puzzano. Cioè, Porca veramente vacca, se tanto, puzzano. I patè Ma animali, tanto sì. puzzano, Bene, proseguiamo con un lavoro che io farei più che volentieri. Ossia? Te penso un po' meno. Cioè? Il tester di scivoli acquatici. Io no, grazie. Passo. Il Per chi ha tester- ascoltato le scorse puntate. Te capirà il perché la Irene non apprezza molto questo lavoro. Allora, il tester di scivoli acquatici prova le attrazioni di parchi e strutture turistiche, valutando nel funzionamento, il comfort e l'esperienza offerta ai visitatori. Durante le prove controlla elementi come velocità, quantità d'acqua, fluidità del percorso, arresto finale ed eventuali punti problematici. Però a me risulta difficile pensare che ci sono persone che lo fanno seriamente un lavoro del Però genere. effettivamente bisogna E sulla che sicurezza, qualcuno testi sì. questi cavolo di scivoli. È vero. Nel 2013 un tour operator britannico pubblicizzò realmente un incarico di 6 mesi per collaudare gli scivoli dei suoi resort in diverse destinazioni turistiche. Diciamo un lavoro divertente e anche pagato. Che dici? Lo faresti? Sì, anche se mi pagassero 100 euro. Lo faresti lo stesso? Absolutely yes. Con vitto e alloggio però. Ma certo. Nel resort in Ma cui certo, vai. ma certo, ma certo. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Assaggiatore d'acqua. Mattia ha fatto la dimostrazione Demonstration. di come viene effettuato un tipico Typical. analisi dell'acqua. Water. Analyst. L'assaggiatore d'acqua, conosciuto anche come water sommelier, Il sommelier d'acqua. analizza le differenze tra acque provenienti da sorgenti e territori diversi. Sorgents. Ecco, amore, per esempio, quell'acqua che tu hai assaggiato, secondo te, in base Alpina. alle tue... Alpina. Alpina? Alpina. Ma proprio 3.000-4.000 metri, Ok. Cioè la senti proprio che è neve. Neve sciolta. Valuta mineralità, consistenza, grado di effervescenza, acidità e sensazioni lasciate in bocca. Valutiamone una alla volta. Grado di mineralità di quella che hai bevuto. 8. 8. Consistenza. 10. Grado di effervescenza. 0 perché non ha effervescenza quell'acqua. Acidità. 7 perché un po' di acidulo nello stomachino. Madonna. È un po' durella. Cacchio è Un po' durella quell'acqua. Ma ascolta, ma tu, domanda, Tu la uliveto e la rocchetta le consideri acqua? Della salute. Acque. Della salute? Acque! Aspetta, che caratteristiche hanno? Sono quelle un po' più... Ah, sì, le considero acqua. Anch'io le considero acqua. Però a volte mi gonfiano. Ok. Però mi piace che magari abbiano quel gusto un po' diverso dalle acque normali. Posso dire una cosa? Dilla. E qui lo voglio dire e precisare fino al giorno in cui sarò nella mia tomba. Le acque hanno un gusto. È vero. Che sia Brio blu, che sia Rocchetta, che sia Uliveto, che sia Sant'Anna, che sia Guizza, che sia cos'è? Acquapanna. L'acqua ha un gusto in base alla marca. È vero, è vero.
e siate consapevoli di questa cosa e confermate che la Sant'Anna è la migliore. Vero, verissimo. Ah, sei d'accordo con me? A me piace la Sant'Anna, la bevo. Avrei giurato. La sera prima di andare a letto la bevo. Ah. Sì. Avrei giurato che avresti preferito un'altra acqua. No, Sant'Anna. Ma non mi cambia tanto, Quindi mi stai contraddicendo? Per me va bene tutto. Vabbè, sì. Va bene tutto. Te si da bocca buona. Sì. Sei di bocca buona. Vai. Addetto alla rimozione delle gomme da masticare. L'addetto alla rimozione delle gomme da masticare pulisce marciapiedi, stazioni, centri commerciali e altre superfici pubbliche sulle quali sono rimasti residui induriti. Per staccarli può utilizzare vapore ad alta temperatura, detergenti specifici, pressione e strumenti raschianti. Non si tratta normalmente di una professione autonoma, ma di una mansione svolta da imprese specializzate nella pulizia urbana e nella manutenzione di pavimentazioni e spazi molto frequentati. Io non c'è cosa che odio di più di pestare una chewing. La cosa è molto strong. Anche perché dopo per toglierla dalla suola è un lavorazzo. Ma poi che cosa ti costa? Invece di buttarla per terra, la prendi e la metti su un nei cestino. cestini. La tieni un attimo in bocca in più finché non ne trovi un cestino. Ascolta, comunque, l'addetto alla rimozione delle gomme da masticare è un lavoro che c'è anche qua da noi in Italia. Ah, sì? Sì, però Gli spazzini. no, è una mansione che praticamente danno da fare. Ah, E non ti pagano niente. I lavori socialmente utili? Sì, in realtà. Penso di sì. Certo. Bene, let's continue with. Persona pagata per aspettare in coda. Ecco, No, io questa no. Allora, no. se ti pagassero 3.000 euro in giornata? Lo farei. Beh, Lo farei. vedi, Ma sottopagata no. tutto dipende dai skate. È vero. Il Tutto dipende dai soldi. Il professionista delle code viene assunto per aspettare al posto di un cliente davanti a negozi, tribunali, Mamma mia, ma chi glielo fa eventi, fare? ma non lo so, spettacoli o lanci di prodotti molto richiesti. Il servizio è particolarmente conosciuto a New York, Ok. dove esistono aziende specializzate che organizzano squadre di persone disponibili ad attendere anche per molte ore. Il cliente arriva poco prima dell'apertura, quindi si skippa tutta la coda. Dice, tanto Un mi ha tenuto il sogno, posto, il mio un amico. sogno, o dell'ingresso e prende il posto occupato dal professionista quando il regolamento della situazione lo consente. Per me vengono pagati profumatamente. Anche per me. Perché è una rottura di scatole. Sì, È decisamente. veramente. Ok, andiamo avanti con il fattorino subacqueo per le pizze. Orco! Al Jules Undersea Lodge, che è una struttura ricettiva sommersa in Florida. Ah sì, una figata, Le pizze vengono consegnate da membri dello staff dotati di brevetto da sub. Il fattorino inserisce il pasto all'interno di un contenitore impermeabile, si immerge e raggiunge l'hotel attraverso l'accesso subacqueo. Assurdo. Non rappresenta una professione diffusa, ovviamente. Ovviamente. È una categoria di lavoro autonoma. Assurdo. Ecco. Spinzitore di passeggeri nei treni. Hai presente quando entri tipo nella metro? Che praticamente non riesci neanche a starci dentro da quanto è piena. Che ti spingono. Ah, ok, Esatto. l'ho visto nei film. Quelli lì. Ah. E questa cosa è particolarmente diffusa, se non ricordo, in Giappone, In Oriente, sì. Oriente, eccetera, dove appunto le metropolitane sono olfe, Piene. zeppe, e la gente non riesce ad entrare. Ok. Quindi da fuori ci sono questi spingitori dei treni, appunto, che ti spingono dentro in modo tale da poi chiudere le porte e stare lì chiusi. Ma lo fanno anche con forza, eh? Penso proprio di sì. Arrivo, ok. Il piancitore professionista. Beh, tua nonna potrebbe fare. Mia nonna è È il suo lavoro. Sì.
Mia nonna piange sempre. Il piangitore professionista viene ingaggiato per partecipare a funerali e manifestare pubblicamente il dolore per la persona scomparsa. Questa attività deriva da tradizioni antiche presenti in diverse culture, nelle quali l'intensità del pianto contribuiva a rappresentare l'importanza sociale del defunto e a coinvolgere emotivamente la comunità. In alcuni luoghi la pratica continua ancora oggi, pensa te. Lo faresti tu? Non riuscirei. Sei capace a piangere a comando? No, no. Sai che se io mi impegnassi sarei capace? Saresti capace? Sì, come gli attori. Porca, Potrei andare a fare brava. l'attore. Bravo. Dal semplice accompagnamento della cerimonia fino a vere esibizioni rituali con canti e lamenti. Quindi proprio si Assurdo. impegnano. Sì, si impegnano per piangere. Esatto. Spaventapasseri umano. No. In alcune aziende agricole vengono pagate delle persone per cacciare via gli uccelli o gli animali selvatici. Birds. E sono pagate per fare gli spaventapasseri umani. Ma sto male, ma veramente? Ma sotto il sole cocente? Sotto il sole cocente. Sotto il sole, sotto il sole. Utilizzano tipo strumenti rumorosi o modificano frequentemente la propria posizione. Il loro intervento viene preferito quando gli spaventapasseri tradizionali perdono efficacia, perché magari gli uccelli si abituano ad avere lo spaventapasseri, quello fatto di stoffa, e quindi intervengono quelli umani. Ma pensa un po'. Bene, allora, l'ultimo è l'addetto al traino degli iceberg. Ebbene sì, follettini. Nelle regioni interessate dall'attività offshore, Interessante. Regioni interessanti. interessate, ho letto male. Mamma mia. Gli iceberg vengono monitorati perché possono rappresentare un pericolo per navi, piattaforme ed equipaggiamenti marini. È vero, perché non tutte le navi sono pronte all'impatto con gli iceberg. Vedi Titanic. Quando necessario, squadre specializzate utilizzano imbarcazioni, cavi e sistemi di traino per modificarne lentamente la traiettoria. Non esiste generalmente un singolo trainatore di iceberg, il compito viene svolto da personale marittimo e tecnico esperto. Le operazioni richiedono lo studio delle correnti, delle onde e della stabilità del ghiaccio. Infatti, penso sia comunque molto strong come lavoro. Cavolo, assolutamente. Cioè, sì, È un macigno. mazzigno. Ma senti, adesso mi sono stancata. Facciamo un po' di ciacco gioco, per cortesia. Vai, hai preparato un gioco anche sto giro? Sì, ovviamente sì. Perché ci piace e gli piace. Esatto. Anzi, divertitevi anche voi in questo ciacco gioco a rispondere. Vai, spiegalo. Allora, da domani devi scegliere uno di questi 4 lavori assurdi. Ok? Quale potresti accettare? Ok. Soltanto uno. Ok. Annusatrice professionista di ascelle. Recuperatrice subacqueo di palline da golf. Ok. Assaggiatore di alimenti per animali. O addetto alla rimozione delle gomme da masticare. Allora, mi piacerebbe fare raccattatore di palline da golf. Subacqueo? Sì, Ma non lo sai fare? ma scusami. No, non lo so fare, ma se fossi capace lo farei. Che discorsi del cribbio fai? Va bene, dai. Però hai presente che ci sono anche quelle pozzangherine piccole dove entri tipo fino a qua? Sì. Poi puoi andare giù con le braccia e fine. Vabbè. Mi ok. piace, mi Ti piace. Sceglieresti quello? Sì. Ok. Anche a te devo farti la stessa cosa? Sì, stessa cosa. Allora, mungitore di serpenti velenose. Cavolo. Piangitore professionista, qua so già che non lo sceglierei No. perché non sei in grado. Tester di scivoli acquatici, anche qua. Direi di Questa no. è dura per te come È scelta, eh. dura. Spaventapasseri umano. A sto punto spaventapasseri umano perché allora piangitore professionista non sarei capace. Scivoli acquatici no.
Serpenti velenosi non se ne parla, l'unico che mi resta è spaventapasseri umano. Quindi trascorrere intere giornate nei campi camminando, agitando bandiere, producendo rumori per tenere lontani the birds, gli uccelli. No, neanche questo. Ci teniamo al nostro di lavoro, che è Sì, meglio, cosa dici? Ecco. Meglio. E dopo questa, ragazzi, scriveteci nei commenti qual è il lavoro di quelli che vi abbiamo appena spiegato che vi piacerebbe fare. Cioè, se state studiando, dite: finisco di studiare, voglio fare questo lavoro. Oppure magari fate un lavoro e dite: da domani devo cambiare. Devo fare il mungitore di serpenti velenosi. Di serpenti velenosi. Bene, adesso c'è la rubrica migliore di Ciaccoette. Pavia. Pavia. Per la via. Quindi, Ciacoroscopo! Ciacoroscopo. Allora, amore, facciamo così. Questa volta sarai tu a leggere il segno zodiacale più fortunato delle prossime 2 Sì, settimane. ma mi pare che ultimamente tu non faccia più tanto questa Dai, rubrica, dai, perché dai, lavora, dai. dal 22 agosto al 5 settembre la Vergine avrà una marcia in più, soprattutto nelle attività che richiedono precisione, comunicazione e spirito pratico. Che schifo questo. Che schifo. Fa proprio schifo. Fa schifo, eh. Perché? Dillo tu che sei l'esperto astrologo. Allora, occasione fortunata, una proposta lavorativa. Una proposta. Speriamo tra queste qua che vi abbiamo appena elencato. Sì. Un progetto da riorganizzare o una collaborazione nata quasi per caso. Rico. Segnatevi questa giornata super favorevole, 27 agosto. Parola del periodo: valorizzarsi. Perché con questa voce? Perché? Lavoro da evitare, quello in cui tutti dicono abbiamo sempre fatto così. E quindi bisogna continuare a fare come dicono loro. Lasciarli andare. Addio. Addio. Collega da evitare, o una come la Irene, mi raccomando, oppure quello che convoca una riunione per decidere quando fare la prossima riunione. La Irene. Detto questo, no, la Irene, secondo me tu saresti una brava. Hai scorreggiato? No, non è che mi sto stiracchiando. Secondo me tu come collega di lavoro saresti molto simpatica. Molto simpatica, molto simpatica. Se ci sono i colleghi delle Irene che ci stanno ascoltando, fateci sapere se la Irene è simpatica. Sono simpatica con chi mi sta simpatico. Ah, ecco, mettiamo i puntini sulle i. Detto ciò, ragazzi, vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata. 5 stelle, seguiteci sui social, sia i nostri personali che quelli di Ciaccoette. E 5 stelle perché dobbiamo campare. Esatto. Quindi, cin. A noi, a voi e a Ciaccoette. E mi raccomando, non stasi fare straordinari.